che ci spiega com'è possibile mangiare dei fantastici dolci assolutamente vegan. Cosa dire? Crederci, credere in quello che fai, credere nel prodotto e in quello che c'è alla base del prodotto e della scelta, che è questo è il fondamentale. Allora ottieni un buon prodotto. Se non parti da quello, se non ci credi, lascia stare. Ci devi credere. Allora sì. Fantastico. Allora, ricordiamo bene come facciamo ad arrivare a trovarti. Dov'è bene esattamente dislocato il tuo bar, pasticceria, gelateria, tra poco anche panetteria? Tra poco, esatto, perché la gelateria inseriamo anche l'area pane. Allora, Ospitaletto, in via Brescia 10 e siamo in piazza. Proprio vicino alla chiesa. Siamo a 30 minuti dalla chiesa, esatto. Fantastico. Pasticceria San Marco, lui e Luca è stato bellissimo, grazie. Adesso vorrei sapere quei dolci qui cosa fanno. Questi qua, poi la presentatrice. C'è qualche domanda, qualche curiosità? Allora, quale panna di soia è migliore per preparare la panna montata? Mi sta chiedendo la allora, la marca, il nome giusto non lo ricordo, so che è un prodotto francese ed è confezionato in una busta bianca e rosa. Non so se c'è nella grande distribuzione. Non è OPA. L'OPA no, perché comunque contiene le proteine del latte. Esatto. Allora, molta, però chi ha problemi di intolleranza viene e mi dicono ma con quei prodotti se li mangio non ho problemi, se vado da altre parti che mangio ho problemi. Perché? Perché non si sta attenti a quello che si mette nel piatto. Leggo bene gli ingredienti e vado a leggere proteine del latte, perché come dicevo prima sono la fase della montata. Leggiamo bene gli ingredienti. Bravo, questo è un tasto molto importante, dobbiamo proprio sottolineare questo. L'importanza di leggere le etichette quando si fa la spesa, vero? Sì, io ti dico, da quando ho cominciato a fare i prodotti vegani, adesso diventa quasi maniacale. Prendo mano il prodotto e la prima cosa che faccio è leggo gli ingredienti. Se l'ingrediente non mi soddisfa il prodotto non lo prendo. Questo è fondamentale. Fantastico, mi sembra davvero ottimo. Allora, noi non abbiamo i permessi per far assaggiare, però quando è finita la presentazione tu Luca dei tuoi dolci e delle tue squisitezze puoi fare quello che vuoi, quindi decidi tu. Ok. Grazie ancora a Luca Sbaraini della pasticceria San Marco di Ospitaletto per questa bellissima dimostrazione di pasticceria vegana, quindi senza violenza. Ciao. Grazie a Nicoletta, buona giornata.